La Fiera di Verona negli ultimi anni ha riguadagnato molto a visibilità e l'affluenza del pubblico di questi giorni nella testimonianza. Veramente un pubblico numeroso e molto professionale. La vedo molto partecipata, è una piacevole sensazione vedere tanto pubblico che dopo qualche anno di assenza da questa fiera siamo molto contenti dell'affluenza, dell'interesse, abbiamo trovato molti interlocutori interessati e vedremo se le cose evolveranno come ogni azienda spera quando partecipa a una fiera come questa. La nostra azienda è nata circa 50 anni fa. Abbiamo sempre costruito falciatrici nel settore dell'agricoltura e della fienagione. Ad oggi siamo una ventina di dipendenti e ci troviamo a Cadoneghe in provincia di Padova. Da sempre produciamo macchine agricole falciatrici, abbiamo oltre 35 modelli, per cui pensiamo di aver coperto, di avere tutta la gamma per chi cerca questa attrezzatura. Come ormai bisogna essere presenti all'interno delle piattaforme, il nostro sito è www.bellon.it, ci trovate in tutti i social, Facebook, Instagram, eccetera. La nostra mail, come dire, per ricevere informazioni è la classica info@bellon.it. Siamo sempre pronti e attivi a rispondere a qualsiasi domanda o richiesta. Io sono Dino Buttura, amministratore dell'impiantistica agraria, che è un'azienda del territorio veronese. Noi siamo alla Fiera Agricola di Verona da 8 anni ormai ed è un appuntamento fisso per quanto riguarda gli appuntamenti fieristici, che ci dà una buona visibilità nel territorio e che è anche molto ben frequentato. La nostra azienda si occupa di impiantistica agraria in genere, quindi impianti antigrandine, impianti antibrina, impianti di irrigazione, recinzioni, palificazioni per vigneti e frutteti e anche recinzioni. L'azienda ha sede a Pastrengo, in via Mantovana 7, è una sede storica e siamo presenti sul territorio da 60 anni. Siamo presenti su tutti i social, su Instagram, su Facebook. Il sito internet nostro è www.impiantiantigrandine.it. Fiera Agricola per noi è un evento importantissimo, ci teniamo molto a essere presenti. Siamo presenti con Dino Buttura, che rappresenta impiantistica agraria di Pastrengo. Per noi è un evento perché ci confrontiamo con la sostenibilità, ci confrontiamo anche con i fornitori e ci confrontiamo soprattutto con i nostri clienti che vengono a trovarci in occasione proprio della Fiera Agricola. Io rappresento Profilerie Trentine, un'azienda ubicata a Rovereto e esperta nel settore dei profilati aperti. Il nostro punto di forza è proprio l'esperienza che abbiamo in vari settori che ci portano a portare a Fiera Agricola proprio un prodotto particolare, e che sono poi i pali per vigneto e i pali di tessata. Con l'occasione di essere qua in Fiera Agricola portiamo anche un palo diverso perché è proprio ad hoc su quello che ci richiede il nostro cliente. I nostri pali sono formati da acciai strutturali e disponiamo anche di lavorazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Siamo presenti online e il nostro sito è www.profilerietrentina.com.
Una bellissima fiera, molto frequentata, abbiamo avuto diversi contatti con vari clienti dal nord Italia, nord-est e nord-ovest dell'Italia, ma anche qualcuno dal centro e dal sud. Veramente una ottima fiera. La fiera dal mio punto di vista è positiva, l'affluenza c'è, le persone ci sono e c'è anche l'interesse. L'azienda si occupa di atomizzatori, facciamo atomizzatori a recupero da 1000 litri, 1500 litri, 2000 litri, 3000 litri. Facciamo atomizzatori a più file, 2 file, 3 file, riguardanti il vigneto. Un fiore all'occhiello della nostra azienda è sicuramente la macchina a recupero, una macchina adatta ai filari dai 2 metri fino ai 4 metri, dove noi riusciamo a recuperare una buona parte della deriva. Le macchine sono completamente computerizzate e possono lavorare su diversi filari sia in piano che in collina. L'azienda è ubicata a Torviscosa, in provincia di Udine. Siamo un'azienda a conduzione familiare, abbiamo 40 collaboratori, siamo in 3 titolari. Un sito internet può essere www.agricolmeccanica.it oppure contattarci al numero telefonico che è lo 0431 92 49 6. Ma fiera cominciata la mattina un po' a rilento, poi è andata molto bene, sempre in crescendo, siamo molto contenti. L'azienda è Fantini Italia SRL, io sono l'amministratore delegato Nicola Bonaccini. La società è una società di proprietà americana che produce macchinari agricoli dal 1968. Noi siamo nati nel settore della trebbie, quindi con macchine per la raccolta del mais. Sì, la macchina è una macchina pieghevole per il taglio diretto, produzione di foraggio e materiale e biomassa per la produzione di biogas. La particolarità della macchina è appunto di essere pieghevole, quindi permette l'utilizzo in campo senza necessità di carrelli, trattori e manodopera. I sistemi di taglio e tutte le trasmissioni sono italiani, quindi la macchina è completamente prodotta in Italia. La particolarità è anche la trasmissione, dato che oramai le macchine, le trince nella fattispecie sono macchinari sempre più potenti, arriviamo addirittura ai 1000-1200 cavalli delle nuove trince. In effetti il telaio in carpenteria è un telaio molto pesante, resistente, e anche le trasmissioni sono trasmissioni a cinghia per poter trasmettere le potenze in gioco con catene senza lubrificazione e senza manutenzione. Questo è il 4º anno che partecipiamo alla Fiera di Verona. Abbiamo partecipato anche a Verona Tech lo scorso anno, perché noi, Tecnosystem, siamo un'azienda di Ghedi che ci occupiamo di elettronica in agricoltura. I nostri prodotti riguardano tutto il mondo dell'agricoltura di precisione. Lavoriamo con droni aerei, droni terrestri e tutto il mondo legato alla gestione delle attrezzature dei trattori. Siamo specializzati in sistemi di guida e i sistemi che gestiscano l'isobus e quindi tutte le attrezzature. Il nostro fiore all'occhiello è il prodotto Lacos, siamo i distributori italiani, Lacos è una realtà tedesca. In questo momento in fiera lo presentiamo in abbinamento a una telecamera di intelligenza artificiale
in grado di creare mappe a reato variabile in tempo diretto. Quindi io scendo in campo, la camera riconosce lo stato vegetativo del terreno, riconosce la presenza di pestanti e di conseguenza mi pilota l'attrezzatura. Stiamo applicando l'intelligenza artificiale per migliorare e semplificare il lavoro degli agricoltori. Noi siamo a Ghedi, provincia di Brescia, ma lavoriamo su tutto il territorio italiano, dal nord al sud al centro, isole comprese. Se l'utente ci vuole contattare, il nostro sito è www.tecnosystem.info, ma siamo anche presenti sui social, Instagram, Facebook, TikTok. Vi aspettiamo numerosi nella nostra azienda. Una fiera molto partecipata, al di là delle aspettative, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, dove abbiamo notato un'affluenza molto in crescita rispetto a 2 anni fa. Nobili ha una storia importante in tutta Italia e produciamo atomizzatori, trinciatrici e muletti. E fondamentalmente abbiamo un prodotto di grande qualità che continua ad essere il nostro marchio di fabbrica, l'imperativo insomma. E per questa fiera e nello specifico la pacciamatrice SDS nuovo modello, realizzata anche nella versione frontale per migliorare la qualità del lavoro ed essere meno impattante sul trattore. Sito internet www.nobili.com oppure alla mail info@nobili.com. La Caffini si occupa da molti anni di macchine per trattamento delle colture sia a Bore che a pieno campo. Un sito internet dove potrà vedere le nostre attrezzature e poi anche chiaramente i concessionari di zona che in tutta Italia sono presenti. www.caffini.com. Sono davanti alla macchina che è stata premiata anche qui a Fiera Agricola Verona con premio novità tecnica ed è una macchina estremamente innovativa in quanto è a gestione elettrica. I consumi sono stati ridotti al circa 1/3 rispetto alla potenza richiesta da una macchina convenzionale, ma non è questo il vantaggio principale, è che è una macchina che è smart, nel senso che decide da sola cosa deve fare nel vigneto o nel frutteto, è dotata di camere multispettrali che guardano praticamente in tempo reale finché la macchina sta transitando nei filari la vegetazione, controlla la dimensione delle piante e la porosità della vegetazione e in base a questo va a dare delle indicazioni ben precise sia alla distribuzione dell'acqua che dell'aria, in quanto ogni generatore d'aria è comandato separatamente tramite una linea CAN collegato al computer della macchina, per cui ogni generatore può andare da 0 a 100 in maniera separata rispetto a quello che lo precede o che lo anticipa. Però non è dotata di batteria ma è alimentata dal trattore. In molti casi abbiamo trattori disponibili oggi che possono erogare una potenza sufficiente per far funzionare queste attrezzature fino a 10 kW a una tensione di 48 volt.